alcuni artisti restano per secoli avvolti dal mistero e spesso non sono sufficienti neanche decenni di studi ed approfondimenti per squarciare il velo dell'oblio sotto i quali sono stati celati, a volte per secoli. È il caso, ad esempio, di Giacomo Francesco Cipper, detto il Todeschino, bergamasco secondo alcuni, secondo altri attivo anche nel Bresciano, che nella prima metà del Settecento ebbe grande fortuna e committenze diffuse, tanto che sono molte le opere riferibili a lui o più genericamente alla sua bottega in quel periodo. Ma il Todeschini, che faceva scene di genere, popolaresche, per intenderci opere di questo tipo, con contadini, con soggetti umili, ha avuto grande difficoltà di ricostruzione delle sue vicende biografiche perché ne mancano completamente dati storici. Il cognome Cipper e il soprannome todeschino o todesco che lui stesso apponeva nelle sue rare firme accanto al cognome rivelano senza dubbio un'origine nordica e straniera rispetto alla regione lombarda dove verosimilmente trascorse buona parte della sua attività pittorica. In verità il soprannome Todeschini, in dialetto todeschi, è riferibile in senso lato, come dicevamo, al territorio bergamasco e bresciano, al territorio orobico, dove la persona proveniente da nord-est è detta Todesk o Todeschi in dialetto. Alle valli bergamasche riportano anche parecchi particolari dei quadri del Cipper, certi tipi di contadini e i loro costumi, i cani da caccia, le stoviglie delle tavole imbandite con l'immancabile pagnotta e un formaggio simile al branzi tanto diffuso nella zona. Le ragioni di questi silenzi delle fonti ufficiali sono proprio da ricercare nel tipo dei soggetti che il Cipper prediligeva, le scene di contadini, di mercati, di straccioni e di mendicanti, che erano il minore dei generi minori, i quali avevano una gran moda seguita dai committenti, ma non godevano del favore della letteratura e della critica dotta. Il Cipper non fu il solo che trattò simili soggetti popolareschi, ma fu uno dei pochi che ebbe soltanto quel tipo di temi nel suo repertorio. Gli altri pittori avevano nella loro produzione almeno alcuni quadri di commissione sacra e di soggetto religioso che li rendevano agli occhi dei critici degni di una qualche menzione e di passare ai posteri. Il Todeschini no. D'altra parte il sentimento dei committenti verso tali quadri era, come altrove in Italia, favorevolmente alimentato a Bergamo da un certo paternalismo che le famiglie nobiliari, in gran parte legati alla terra, esercitavano verso i loro fattori e contadini, considerati con l'affetto che si ha verso una cosa propria. L'Ottocento, con il suo dispregio della cultura settecentesca e seicentesca, finì per completare l'opera di assoluto oblio nel quale cadde il Cipper, che resta ancora uno tra i più misteriosi pittori che il Novecento abbia rievocato. Il lavoro del Cipper si svolgeva in conformità a un costume assai diffuso nell'ambito dei vari aiuti di bottega, la cui presenza è rilevata dal ritrovamento di opere di scuola, di imitazioni e di copie. Pochissimi dei suoi dipinti recano segni di datazione o di firma. Alcuni di quelli che c'erano si sono cancellate con il passare degli anni e non sono più disponibili perché ci si accinga a tracciare per il loro tramite lo svolgimento stilistico dell'opera dell'autore. Non è anche escluso che in alcuni dei dipinti presenti in collezioni private sia celata una data e una firma magari non perfettamente ripulita e quindi non leggibile, oppure ricoperta da segni di ridipintura ottocentesca, come spesso capita. È passata quindi la figura di un Todeschini pittore indotto, ignorante, popolaresco, per via dei suoi soggetti, ma in realtà il Todeschini era perfettamente inserito nel contesto pittorico a lui contemporaneo della pittura di genere
nordica e italiana, e rispetto al Ceruti, pittore sommo del quarto stato, a cui il Todeschini è spesso accostato come confronto in negativo per il Todeschini, in realtà va messo in rapporto bionivoco. Resta l'impressione di singolarità e di emarginazione di un artista che tutto sommato tanto ha dato alla cultura figurativa lombarda nella prima metà del Settecento. Questi erano spunti tratti dal saggio per il volume edito appunto da Monumenta Bergomensia nel 1976, ed era il saggio di Luisa Tognoli.